Amici appassionati di futsal, buonasera, ben ritrovati dal Pala Malfatti di Rieti. Il saluto vi arriva da Mattia Esposito, atto numero 23 della Serie A quinto. Al Pala Malfatti si sfidano Roma ed L84, una Serie A che torna in campo dopo il turno infrasettimanale, praticamente a 2 settimane di distanza dalle finals di Coppa Italia che si giocheranno nelle Marche. I valori ovviamente delle finals sono già stati delineati, così come gli accoppiamenti dei quarti di finale. Avremo modo di parlarne nel corso di questa telecronaca. Inizio col darvi la squadra arbitrale di questa partita, composta da Matteo Taviani di Trieste, Giuseppe Lamorgese della sezione di Palermo. Al crono siederà invece Luca Paverani della sezione di Roma 2. Vi do anche le formazioni di questo match partendo dalla L84, maglia numero 5 Rescia, maglia numero 6 Tuli, maglia numero 7 Fortini, 8 Sicheira, 9 Liberti, 10 Osico, 18 De Oliveira, 20 Salas, 21 Murilo Schiocchè, 23 Lopez, 28 Caiche Rodriguez, 80 Raguso. Questa la formazione a disposizione di mister Diego Rios. Risponde dalla parte opposta la Roma, maglia numero 1 Sarmiento, maglia numero 3 Fionchetti, 7 Isgro, 8 Ceccarelli, 11 Michel, 14 Ricardinho, 18 Lucio Avellino, 20 Fortino, 23 Di Eugenio, 24 Biscossi, 26 Cutruneo, 31 Marcelo, 36 Ciaralli. Queste le scelte per la sfida di Fabrizio Reali. Roma che rinuncerà ancora a Sarmiento, c'è Fionchetti tra i pali. Roma che punta a recuperare il suo portiere per la gara di Coppa della Divisione, la semifinale contro la Meta Catania. Uno sguardo anche a quelli che sono i due quintetti. C'è Lopez in porta per la L84 e dunque non ci sarà spazio per Caiche, l'ex di questa sfida. Roma già schierata con lo starting 5, ci sono Avellino, Isgro, Fortino, Cutruneo e Fionchetti tra i pali. Osico, Tuli, Murilo Schiocchè, Maxi Reccia e Lopez proprio per la L84. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5, vi invitiamo a commentare la diretta, a seguirla, ad interagire con noi, ovviamente anche a seguire e a mettere il vostro like per non perdervi gli aggiornamenti e le dirette di questa Serie A quinto e non solo. È davvero tutto pronto, al Pala Malfatti si aspetta solamente il fischio d'inizio, c'è ancora qualcosa da sistemare sulle due panchine. Sarà della Roma il primo possesso di questa partita. È pronto capitano Rodolfo Fortino sul punto di battuta. Una Roma, entrambe le squadre che stanno vivendo un momento positivo della loro stagione. La L84 che ha vinto nel turno infrasettimanale, ha fatto altrettanto anche la Roma. Si parte al Pala Malfatti, il primo possesso è giallorosso. Subito la pressione forte di Tuli su Lucio Avellino. Fionchetti con le mani prova ad andare lungo. Fortino cerca di controllare il pallone, arriva il raddoppio vincente da parte di Osico che senza pensarci troppo spara il pallone in rimessa laterale. Siamo all'alba di questo primo tempo, ovviamente ancora a punteggio fermo sullo 0-0, rimessa laterale in zona d'attacco per la Roma con Lucio Avellino che si consulta con Osico, chiede di cambiare il pallone, evidentemente un po' sgonfio, e allora si passa dal tavolo del cronometrista, cambio del pallone, è tutto pronto per la rimessa laterale di Lucio Avellino. Il taglio di Cutruneo, movimento a liberare Isgro sul secondo palo. Rescia prova ad allontanare, pallone che colpisce il soffitto del Pala Malfatti e si ripartirà con una rimessa laterale in favore della Roma praticamente dalla stessa posizione di prima. Avellino, scodella, Cutruneo prova a coordinarsi con una semirovesciata, pallone che non c'entra allo specchio della porta e L84 che riparte. Osico, primo vero possesso offensivo per la squadra di Diego Rios.
prestato forte Osico, riesce a trovare una linea di passaggio su Tuli, arriva Isgro alle sue spalle che prova anche ad andare alla conclusione, lì a fare muro Osico che prova anche a ripartire, c'è il fallo fischiato a Rodolfo Fortino, primo fallo di squadra per la Roma in questo primo tempo con 19 minuti e 23 secondi da giocare. Murillo riesce a trovare una buona traccia per Maxi Rescia. Tuli prova con il giro palla, adesso la L84, Osico la lascia lì proprio per Tuli, l'imbucata dentro per Rescia, ci mette una gamba a Lucio Avellino, Fortino poi prova a saltare secco Murillo, riesce a tenere in campo il pallone e a calciare, conclusione potente ma centrale di Rodolfo Fortino. E Lopez a mani aperte a mettere il pallone in calcio d'angolo. Qualche protesta da parte dei giocatori della L84, si ripartirà comunque con un corner in favore della Roma. Ancora Lopez con le mani, si apre il campo per la transizione di Osico che apre per Murillo Schiocchè, bravissimo Fionchetti, poi arriva Tuli, la prima vera occasione di questa partita per la L84, esulta Fionchetti perché si era sviluppato un interessantissimo 2 contro 1 per la L84, buona la lettura, buono il passaggio, ma altrettanto buona la parata in uscita di Fionchetti. Tuli preferisce andare indietro da Lopez che porta il pallone, va anche a calciare. Fionchetti lascia comodamente sfilare il pallone oltre la linea di fondo, Cutruneo prova ad alzare per Fortino, ha già recuperato però il possesso la L84, Lopez prova ad aprire il campo per Osico che ringrazia comunque il suo compagno di squadra. Sarà rimessa laterale in favore della Roma, se n'è andato 1 minuto e mezzo praticamente in questo primo tempo. Avellino ad imbucare subito dentro per Rodolfo Fortino, sulla linea di passaggio c'è però Osico. Roma che batte questa rimessa, Avellino, Isgro può puntare in banda in 1 contro 1 su Murillo Schiocchè, arriva Cutruneo quasi a portargli un blocco, Avellino, Fortino, cambia lato ancora per Isgro che porta il pallone, apre per Cutruneo, c'è il tocco di Maxi Rescia e la rimessa laterale che sarà nuovamente in favore della Roma. Isgro, Cutruneo, imbuca dentro, Fortino, Avellino, pallone ancora per Rodolfo Fortino. Cutruneo dentro da Avellino, buona questa giocata da parte della Roma, l'ultimo tocco è di Tuli, poi qui tamponamento a catena che vede coinvolti Avellino, Tuli e anche l'arbitro che si stava mettendo in mezzo per sedare gli animi tra Tuli ed Avellino. Molto curiosa questa scena con l'arbitro che alla fine si abbraccia simpaticamente con Suleiman Tuli. Rimessa Roma, è pronto Cutruneo sul punto di battuta, si fa vedere per una traccia Avellino che poi si incarica della battuta dentro da Isgro che prova a mettere dentro, buona la chiusura in scivolata di Murillo Schiocchè. Avellino, Fortino calcia di prima, si era coordinato bene Rodolfo Fortino. Osico 1 contro 1, poi sbaglia lo scarico all'indirizzo di Maxi Rescia, sarà credo calcio d'angolo in favore della Roma. È pronto Lucio Avellino sul punto di battuta, prova ad andare dentro, pallone deviato, si resta in quella zona di campo, altro corner giallo-rosso, è sempre Lucio Avellino pronto ad incaricarsi della battuta, pallone scodellato per Isgro che riesce a tenerlo in campo, riesce anche a calciare, ma era complicatissimo da quella posizione centrale lo specchio di porta. Murillo prova l'imbucata, pallone deviato da Fortino in rimessa laterale. È pronto proprio Murillo Schiocchè che transita per i piedi di Maxi Rescia. Osico fermato da Cutruneo che riesce ad aprire il campo per Isgro, 1 contro 1 su Murillo Schiocchè. Le finte in banda di Isgro che prova anche a rientrare, alla fine arriva il raddoppio
non c'è fallo di Tuli secondo gli arbitri, semplice rimessa laterale per la L84, 1-0 il conto dei falli. Lopez prova a trovare Osico che in qualche modo tiene in campo il pallone, è lì ad aspettarlo però Rodolfo Fortino. Corner L84, pallone scodellato per la conclusione al volo di Julio de Oliveira. Pallone credo direttamente in rimessa laterale, mentre gli arbitri hanno qualcosa da dire alla panchina della Roma. Stiamo cercando di capire cosa sia accaduto. Si torna a giocare con il possesso in favore della Roma. Buono questo scambio tra Isgro e Fortino. Prova ad andare Isgro che indirizza sul secondo palo. Buona chance qui per la Roma. Nato da una giocata sull'asse Fortino-Isgro. E si ripartirà con le mani di Lopez che prova ad andare lungo da De Oliveira, che anticipa Fionchetti che chiedeva un fallo di Julio de Oliveira. Lasciano correre gli arbitri. L'ultimo tocco del pivot della L84 e saranno le mani del portiere della Roma a far riprendere il gioco. Avellino, tocco corto all'indirizzo di Cutruneo. Fortino difende il pallone chiuso in rimessa laterale. Da Lucas Siqueira. Adesso sportivamente Avellino attende Siqueira, sarà rimessa laterale per la Roma con Cutruneo che si allontana dal punto di battuta, va a scambiare proprio con Lucio Avellino. Isgro rientra sul destro, fronteggia su Fortini, è buono il tocco per Cutruneo che prova ad allungarsi il pallone, chiedeva anche un fallo. Prime rotazioni da una parte e dall'altra, abbiamo detto di De Oliveira, abbiamo detto di Fortini, spazio però anche per Liberti per la L84. Isgro dentro da Fortino che di testa pesca il taglio di Cutruneo, in ritardo su di lui Liberti, direi netto il fallo e netto anche il cartellino giallo, ma altra bella giocata della Roma con l'assistenza di Rodolfo Fortino e il taglio centrale da parte di Cutruneo. E Liberti il primo ammonito di questa partita. Vi ricordiamo, se avete domande, curiosità, potete commentare la diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Più avanti vi coinvolgeremo anche per scegliere l'MVP di questa partita. Intanto però seguiamo praticamente quasi un calcio di rigore con la barriera per la Roma. Occhio al mancino di Rodolfo Fortino. Sistema la barriera Lopez, Rescia e Liberti sui pali. Tuli e Siqueira a fare da barriera. Fortino apre per Avellino di tocco e poi il salvataggio sulla linea di Liberti. Grande schema della Roma con Michel che aveva indirizzato in porta, è entrato in campo il numero 11 insieme a Riccardinho. Gran salvataggio sulla linea di Liberti. Ovviamente non abbiamo colto in diretta se il pallone fosse entrato o meno in porta. Cerchiamo di vedere questo replay, ringraziamo ovviamente la regia. Qualche dubbio ci rimane su questo tocco da parte di Michel. Occhio alla Roma che attacca con il taglio centrale di Riccardinho, ma bene la Roma in questo avvio di gara qui al Pala Malfatti. Ha costruito almeno 2 o 3 situazioni interessanti, ha avuto un'ottima chance anche la L84. Per il momento però dopo 4 minuti di gioco è ancora 0-0 questa gara della 23esima giornata. Funziona la pressione di Avellino su Julio de Oliveira. Michel si appoggia all'indietro su Fionchetti che alza la testa, prova ad andare lungo da Rodolfo Fortino. Occhio che qui il pallone è buono per Fortino che non si era accorto del tocco di testa di Liberti.
si salva clamorosamente in qualche modo la L84, sorride Fortino che, guardate, ha perso proprio il contatto visivo con il pallone. Alla fine arriva Lopez a concedere il calcio d'angolo, ma grandissima occasione per la Roma. Qui taglio di Michel che ha cercato di testa di impattare questo pallone, si scusa con lui Lucio Avellino. Liberty, buono il controllo, a campo da attaccare, apre per Fortini che ha provato a coordinarsi di prima con il piattone. Avellino, Riccardinho, sale la linea di pressione della L84 che funziona e di fatto costringe Lucio Avellino all'errore. E la L84 che si guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco quando se ne stanno per andare i primi 5 di questo primo tempo. 0-0, ma 5 minuti direi molto divertenti qui al Pala Malfatti. Liberty calcia, prova a centrare lo specchio della porta, Fionchetti lascia sfilare il pallone. Ha già toccato corto per Avellino. Michel, contromovimento di Riccardinho che controlla, offre il pallone a Matteo Biscossi, anche lui è appena entrato. Michel prova il controllo, sbaglia stavolta il giocatore spagnolo della Roma e Fortini è pronto ad incaricarsi della rimessa laterale. Siqueira, Liberty, ancora Siqueira, si appoggia all'indietro su Lopez che alza la testa, vuole il lancio lungo, Fionchetti lascia sfilare il pallone oltre la linea di fondo. È una soluzione che quando ha modo prova ad esplorare la L84. Intanto cambio tra i pali della Roma. Cercheremo di capire se si tratta di problemi fisici per Fionchetti. E qui Avellino va a spazzare il pallone in rimessa laterale. Dunque campo per Ciaralli, con Fionchetti che si sta addirittura rimettendo il fratino in panchina. De Oliveira calcia, conclusione deviata. L84 che riparte da dietro, fuori Fortini, dentro Osico, l'imbucata di Lopez per Julio De Oliveira che chiedeva un contatto non ravvisato dagli arbitri. Riccardinho di testa prova la sponda su Biscossi, non trova però nessun destinatario, sarà rimessa laterale per la L84 che ha praticamente cambiato 3/4 di quartetto di movimento. Liberty, occhio a questo rischioso pallone all'indietro, deve arrivare Lopez a ripulire la sua area di rigore e a spazzare in avanti il pallone. Michel, pallone in avanti, Maxi Rescia di testa, rimessa a Roma. Se ne stanno andando i primi 6 di questo primo tempo. Grande anticipo qui di Maxi Rescia su Biscossi, non riesce però a perfezionare il recupero di palla. Sarà rimessa laterale in favore della Roma appena superata la linea di metà campo. Pallone imbucato dentro per Biscossi che riesce a ripulirlo e Roma che va a gestire questo possesso con il lancio lungo per Michel, campo anche per Marcelo. Intanto per la Roma, eccolo Marcelo che lascia l'incarico della battuta della rimessa laterale a Michel. Riccardinho scambia con Michel, surplus in 1 contro 1 su Morello Schiocché. Altro pallone imbucato dentro, troppo lungo però per Matteo Biscossi. L84 che ha già battuto la rimessa laterale. Murillo prova ad imbucare dentro, si è fermato però Maxi Rescia e qui Marcelo è bravo a difendere la rimessa laterale sull'assalto di Van der Salas. Michel apre il campo all'indirizzo di Cutruneo che pensa all'1 contro 1 su Osico, poi transita per i piedi di Marcelo. Michele è bravo a far tornare il pallone proprio a Marcelo,
vince il contrasto Murilo Schiocchè, la L84 recupera il pallone. Grande intensità in campo da una parte e dall'altra in questo primo tempo. Van der Salas a campo da attaccare, cerca il tocco per Osico, il pallone ancora buono per la L84, qui prova la conclusione Murilo. Fuori Michel, dentro Isgro, ancora rotazioni sulla panchina della Roma. Viscossi prova ad arpionare il pallone, Lopez dall'altra parte la gioca all'indirizzo di Murilo Schiocchè che prova ad andare lungo. C'è Isgro a rimpallare, sarà rimessa laterale per la L84, ancora 0-0, tante emozioni in avvio. La Roma ha avuto un paio di grandi occasioni per sbloccare la partita. Osico riesce a toccare per Salas, buono recupero di Cutruneo. Biscossi difende il pallone, prova anche a calciare. La conclusione di Biscossi però è centrale, ma è arrivata quando il pallone aveva già superato la linea laterale. Adesso fuori Matteo Biscossi, torna in campo Rodolfo Fortino. 12 minuti 40 secondi da vivere insieme in questo primo tempo. Marcelo respinge il pallone che finisce addosso a Murilo, sarà rimessa laterale in favore della Roma con Antonino Isgro pronto ad incaricarsi della battuta. Taglia il campo in diagonale, riesce a trovare Rodolfo Fortino. Marcelo, Isgro, Cutruneo prova l'imbucata, dopo il rimpallo si ritrova lì il pallone, decide di fermarsi e transitare ancora per i piedi di Isgro. Pallone lungo, troppo per Rodolfo Fortino che gli chiamava il passaggio su Marcelo, che adesso lascia il campo a Lucio Avellino. Adesso fase della partita un po' più piatta sotto alcuni punti di vista, diverse occasioni in avvio, adesso sostanziale equilibrio anche tattico in campo tra le due squadre. Prova la giocata in banda Osico che viene trattenuto vistosamente da Cutruneo, giusto il fallo, è il secondo di squadra per la Roma, ne ha commesso uno la L84. Occhio qui alla conclusione, c'è stato il tocco da parte di Ciaralli e dunque corner per la L84. Osico, Scodella, Liberti al volo, era arrivato bene questo pallone sul sinistro di Francesco Liberti. Lancio in avanti per Rodolfo Fortino, lo contiene bene Maxi Rescia che non tocca il pallone, dunque sarà rimessa laterale per la L84. Fortini apre per Lopez, controlla il pallone, prova a spedirlo in avanti, recupera la Roma. Isgro con l'esterno, voleva Rodolfo Fortino ma sta funzionando adesso la pressione della L84. Fortini, Liberti, si sposta il pallone sul mancino, prova a rientrare verso il centro del campo ma lo consegna di fatto a Rodolfo Fortino che finisce a terra. Arriva il fallo commesso da Salas che si scusa con Rodolfo Fortino, secondo fallo di squadra anche per la L84. 2-2 il conto dei falli, 0-0 il punteggio qui al Pala Malfatti di Rieti tra Roma e L84. Dentro ancora Ricardinho per i giallorossi insieme ad Avellino, Isgro e Fortino. Ci sono invece Liberti, Tuli, Fortini, Rescia oltre a Lopez per la L84. Ricardinho si allontana, lascia l'incarico ad Avellino che calcia. Lopez non vede il pallone e la Roma sblocca la partita. 11 minuti 19 secondi, la Roma avanti con il gol di Lucio Avellino. È andato col piattone Avellino e Lopez si è fatto un po' sorprendere sul suo palo, non ha visto evidentemente partire il pallone, era coperto
ha provato ad andare a terra, ad intercettare la conclusione di Lucio Avellino, ma l'ha fatto troppo tardi, e dunque Roma che sblocca questa partita, direi un vantaggio sostanzialmente meritato. Occhio qui a Lopez, bravo ad anticipare in uscita Rodolfo Fortino, dicevamo un vantaggio sostanzialmente meritato per la Roma, che ha avuto le migliori occasioni in questo primo tempo, ha bussato un paio di volte pericolosamente anche la L84, volendo un po' riassumere la prima metà praticamente di questo primo tempo. C'è Fortini che non riesce a trovare il pallone, lo recupera in questo momento, sarà rimessa laterale per i ragazzi allenati da Diego Rios. Porta il pallone Fortini che supera la metà campo e calcia Ciaralli in due tempi, blocca il pallone, gran palla d'esterno di Ricardinho per Avellino, un paio di rimpalli, alla fine arriva Lucas Siqueira. Tuli prova a tenere in campo il pallone sulla pressione, non ci riesce, allora Roma che prova a dare ritmo in attacco con Isgro. Avellino in buca dentro, impreciso stavolta Lucio Avellino, colui che per il momento sta decidendo questa partita. Buona la pressione di Avellino su Tuli. Fortino, spalle alla porta, riesce a trovare Isgro, 1 contro 1 su Liberti, ancora Fortino, poi Ricardinho. Buono questo possesso palla della Roma, Isgro in 1 contro 1 su Liberti, il doppio passo e la conclusione. Lopez è lì ad aspettare il destro di Antonino Isgro e L84 che prova a ripartire. Buona questa combinazione con Siqueira che prova a calciare, non era male questa trama della L84 che torna a rendersi pericolosa e continua l'avvicendamento tra i portieri della Roma. Adesso fuori Ciaralli, torna in campo Fionchetti, come giustamente ci segnalate anche nella nostra diretta su YouTube. Inizialmente pensavamo a qualche problema fisico per Fionchetti, invece classico avvicendamento praticamente ogni 5 minuti tra i portieri della Roma. Michel Biscossi prova ad andare col destro, c'è stata la deviazione di Fortini, sarà corner per la Roma, 9 minuti 28 secondi, Roma avanti 1-0, decide Lucio Avellino. Occhio qui al pallone imbucato dentro, Ricardinho, il pallone buono per Osico che fa sedere Fionchetti e poi cestina clamorosamente il pallone dell'1-1. Grande giocata di Osico che fa tutto bene tranne la cosa più importante, aveva la porta spalancata Osico, l'ha messa clamorosamente sull'esterno della rete, ma la più importante occasione per la L84 di questo primo tempo la panchina dell'L84 a protestare, che chiedeva un fallo cumulativo sulla situazione che ha portato alla chance per Osico. Roma che batte la rimessa laterale, Biscossi pressato da Lucas Siqueira, Tuli prova a spedire in avanti, Di Eugenio lascia sfilare Fionchetti, fa ripartire Michel. Buona giocata in banda di Michel Biscossi. Cutruneo, pallone sul mancino e apertura ancora per Michel, 1 contro 1 su Tuli che lo contiene bene, poi arriva il raddoppio vincente di Osico, è bravo in uscita Fionchetti e poi Tuli di testa non riesce ad indirizzare in porta il pallone, esulta Fionchetti che è stato bravo con i tempi giusti in uscita ad andare a fermare ancora una volta Osico. Biscossi, tocco con il braccio del giocatore della Roma. Direi giusto sanzionare questo tocco con il braccio di Matteo Biscossi. Terzo fallo di squadra per la Roma, 2 ne ha commessi invece la L84, ma ci stiamo rapidamente avvicinando alla fine di questo primo tempo. Pallone in avanti, Fionchetti prima di De Oliveira, rimessa laterale in zona d'attacco per la L84. Murillo si allontana, lascia l'incarico a Lucas Siqueira che prova ad indirizzare sul secondo palo, però non c'è nessuno dei suoi compagni di squadra, ha trovato una deviazione
E dunque rimessa laterale. È pronto Usico sul punto di battuta. Il taglio di De Oliveira. E poi attenzione perché arriva il time out chiamato da Diego Rios sulla panchina della L84. E dunque ne approfittiamo per mettere un po' di ordine in questo primo tempo. 8 minuti e 26 secondi da giocare. Roma avanti 1-0 sulla L84. Decide per il momento il gol di Lucio Avellino su calcio di punizione. È stato però un bel primo tempo fin qui al Palamo Alfati. Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni importanti. E qui andiamo a rivedere la conclusione di Lucas Siqueira e poi questa clamorosa chance per la L84 con Usico, che ha fatto veramente tutto bene, poi con il sinistro non è riuscito ad indirizzare in porta quel pallone. Sempre Usico pericoloso qui con Fionchetti bravo in uscita. Si può tornare a giocare al Palamo Alfatti, si ripartirà con una rimessa laterale in favore della Roma. E dunque il time out era stato chiamato dai giallorossi. Inizialmente gli arbitri avevano chiamato una rimessa per la L84. Tanto calcio di punizione battuto da Murilo Schiocche con De Oliveira che va a contatto con Avellino. Gli arbitri non fischiano. Tanto Roma che ha toccato quota 4 falli di squadra. Occhio che Biscossi qui perde un giro in difesa ma è bravo a recuperare. De Oliveira calcia, si ritrova lì il pallone, prova ancora De Oliveira, si scatena la transizione della Roma. Usico in anticipo, De Oliveira, Siqueira è bravo a girarla di prima per Murilo Schiocche e poi Usico prova a coordinarsi al volo. Era complicatissimo anche per le qualità del numero 10 riuscire ad agganciare questo pallone al volo con il destro. Avellino, Michel, Fortino, arriva Siqueira che secondo gli arbitri ha colpito il pallone con un braccio. Terzo fallo di squadra per la L84. Pallone in avanti, Rescia di testa ad anticipare Rodolfo Fortino. Avellino dentro, De Oliveira tocca, ancora corner per la Roma. Michel ha provato ad aprire di prima il destro, pallone alto sopra la traversa e Lopez con le mani fa ripartire Fortini, porta il pallone davanti alla sua porta, poi lo spedisce in avanti sulla pressione vincente da parte dei ragazzi allenati da Fabrizio Reali. E allora Fionchetti con le mani è pronto a far ripartire la Roma. Michel, Fortino la gira bene di prima per Cutruneo, bene anche Fortini in chiusura. È pronto a tornare Isgro, vediamo se è al posto di Michel. Per la Roma è proprio Michel a gestire questo pallone, a trovare una traccia per Cutruneo. Arriva il raddoppio, Fortino riesce ad arrivare, prova anche a calciare, pallone che bacia il palo e finisce in porta. 7 minuti dalla fine del primo tempo, la Roma raddoppia con l'ennesimo gol in questa stagione di Rodolfo Fortino. 2-0.
La gran puntata di Rodolfo Fortino, pallone sul palo e poi in porta. 2-0 Roma, un lampo di Rodolfo Fortino. I giallorossi che provano a dare un segnale e ad indirizzare questa partita. Avellino a contatto con De Oliveira, alla fine arriva il fallo speso dal numero 18 della Roma, chiede anche un cartellino giallo De Oliveira. Attenzione perché è il quinto fallo di squadra commesso dalla Roma. Liberty dentro da De Oliveira, arriva il raddoppio vincente di Fortino che spinge anche la transizione, pallone per Cutruneo, palo e poi Fortino, transizione letale della Roma che in 20 secondi trova 2 gol, sale sul 3-0 ancora una volta Rodolfo Fortino e time out obbligatorio chiamato da Diego Rios sulla panchina della L84. 1-2 in 20 secondi della Roma, tutto firmato Rodolfo Fortino e 3-0 al Pala Malfatti. Abbiamo veramente finito gli aggettivi per Rodolfo Fortino, classe 1983. Giocatore immenso il numero 20 della Roma. Rapace su questo tap-in dopo il palo colpito da Cutruneo. Sono passati esattamente 19 secondi tra i 2 gol della Roma. 3-0 che inizia a essere pesante adesso per la L84 che deve provare a scuotersi e a cambiare un po' l'inerzia che in questo momento è veramente tutta dalla parte della Roma. L84 che deve anche un po' mordersi le mani per l'occasione avuta sulla situazione ancora di 1-0 da Osico, che a porta vuota ha spedito sull'esterno della rete. Qui il tocco di Rodolfo Fortino che ha provato per un attimo a prendere possesso della rimessa dal fondo, poi è andato a confermare agli arbitri di aver toccato il pallone. Qui dentro Tuli non riesce a trovare il pallone Maxi Rescia che si dispera, rimessa laterale per la Roma. Avellino va lungo da Biscossi che cerca di agganciare il pallone, non era facile, si ripartirà con le mani di Lopez. Che prova ad andare lungo, Tuli non può arrivare sul pallone, Fionchetti controlla, rimessa dal fondo, è proprio Fionchetti che va lungo con le mani, troppo però per Matteo Biscossi che chiedeva uno scarico magari corto su Isgro che si era aperto in banda. Sarà semplice rimessa laterale per la L84. Liberty apre per Lopez che porta il pallone e trova ancora Liberty. Sale Tuli a portare un blocco per favorire l'azione di Liberty che apre per Osico che se ne va, prova a mettere dentro Fionchetti per un attimo Avellino e poi Riccardegno ad allontanare la minaccia all'interno dell'area di rigore della Roma. Lopez controlla il pallone, non sa a chi scaricarlo e va a commettere infrazione di 4 secondi. Qui un po' fermi i suoi compagni di squadra, occhio a Biscossi che si gira e calcia, Lopez è lì ad aspettarlo ma non può distrarsi un secondo, la L84 che la Roma è subito pronta a graffiare. Isgro dentro da Riccardegno che protegge su Liberty, finisce a terra, direi giusto qui lasciar correre L84 che va a gestire questo possesso. Osico, Tuli prova a girarla di prima, non era facile, era molto forte il passaggio di Osico. E allora Roma che riparte con Fionchetti che va da Isgro, Biscossi cambia lato per Riccardegno
che controlla col petto, prova a rientrare sul sinistro, pallone che sbuca buono per Di Eugenio. Isgro 1 contro 1, la giocata su Tuli, se ne va Isgro che la lascia lì, poi Biscossi di ritorno per Isgro, si salva la L84, ma tutto nato da una splendida giocata in banda di Antonino Isgro. Roma che continua a costruire, continua a rendersi pericolosa, avanti 3-0 in questo primo tempo. Ricardinho va da Isgro, pallone leggermente arretrato, Isgro cerca un'altra giocata su Tuli, poi imbuca dentro per Matteo Biscossi, arriva a rimorchio Ricardinho, conclusione murata, e allora Isgro, altro 1 contro 1, stavolta su Liberti con la suola, va da Matteo Biscossi che prova a girarsi, Rescia in qualche modo da terra, riesce a contrastarlo, Osico la sterzata, pallone per Tuli, troppo lungo però da parte di Osico, che anche in questo caso si era costruito bene la giocata ma ha sbagliato la rifinitura all'indirizzo di Tuli. Rimane comunque molto aperta la partita, molto interessante. A Roma che adesso va a battere questa rimessa laterale. Di Eugenio però non trova nessuno dei suoi compagni di squadra, 4 minuti 30 secondi da giocare in questo primo tempo. Campo anche per Mattia Raguso che fa il suo esordio in questa partita. Qui Van der Salas prova a difendere il pallone ma la rimessa laterale è già battuta dalla Roma. Isgro prova a correre, la finta, va col mancino, viene chiuso da Salas. Altra bella giocata di Isgro che adesso lascia il campo a Lucio Avellino, ma quando ha campo da attaccare a situazioni di 1 contro 1 riesce sempre a creare qualcosa Antonino Isgro. Fortino, Avellino calcia sul primo palo, Lopez non si fida e tocca in calcio d'angolo. Di Eugenio, occhio che si apre il campo per la transizione della L84, ma è bravissimo il ripiegamento Ivan Cutruneo a concedere la rimessa laterale. Conclusione forte a mani aperte Ciaralli e Lopez intanto dalla parte opposta a portare il pallone, supera la metà campo, alza per Van der Salas che prova a metterla dentro. Ciaralli si tuffa, blocca il pallone e poi prova ad andare lungo per Cutruneo che la spizza di testa, ma il pallone è comodo per Lopez che la gioca corta all'indirizzo di Raguso. Alza il pallone per Murillo Schiocchè, di testa Fortino, Di Eugenio scambia con Fortino, poi però regala il pallone a Siqueira. Qui Raguso buca il controllo, Lopez prova ancora una volta a superare la metà campo e a calciare. Il pallone di Lopez era ben indirizzato, lo ha visto partire però Ciaralli che lo allunga credo in calcio d'angolo. Vediamo se si tratta di calcio d'angolo o di rimessa laterale. Corner per la L84, pallone scodellato per Lucas Siqueira, un paio di rimpalli, alla fine Avellino in qualche modo pulisce l'area di rigore, allunga e rimessa laterale, fuori Cutruneo, dentro Ricardinho. Roma che ha sempre 5 falli di squadra. Occhio qui al taglio di Murillo Schiocchè, buona lettura difensiva di Di Eugenio. Avellino prova a spingere la transizione, Salas lo chiude in maniera pulita in rimessa laterale, rimessa che sarà in favore della Roma quando mancano 3 minuti alla fine di questo primo tempo. 3 come gol di vantaggio della Roma. Prima Lucio Avellino, poi doppietta di Rodolfo Fortino che nell'arco di 19 secondi tra i 2 gol ha scavato un solco importante in questa partita. Fortino, tocco morbido a cercare Ricardinho, di ritorno per Rodolfo Fortino. Avellino dentro, Raguso in anticipo, Murillo cerca il tunnel, Avellino lo chiude e Michel prova a spingere. Ricardinho prova ad andare col mancino, un paio di deviazioni, alla fine Salas la lascia lì per Avellino, il salvataggio di Lucas Siqueira, forse con un braccio. Grandi proteste del pubblico e della panchina della Roma. Occhio perché arriva un cartellino forse rosso per un membro della panchina della Roma. Si tratta di Adriano De Bartolo. Andiamo a rivedere il replay perché sono scattate furiose le proteste della panchina della Roma. Qui Salas di fatto fa un assist a Lucio Avellino e ci rimangono onestamente molti dubbi su questo salvataggio di Siqueira.
Un calcio di rigore che onestamente si poteva concedere. E intanto cartellino giallo anche per Fabrizio Reali dopo l'espulsione di Adriano De Bartolo sulla panchina della Roma. Episodio destinato sicuramente a far discutere. E intanto Michel calcia, Avellino lascia sfilare Ciaralli con le mani. Fortino si ritrova lì, il pallone calcia, riesce sempre a centrare lo specchio della porta. Michel prova ad andare dentro da Fortino, il break di Maxi Rescia che apre per Osico che cerca la sterzata. Michel lo chiude, l'ultimo a toccare è Osico, secondo gli arbitri sarà rimessa laterale per la Roma. Avellino, Riccardinho prova il tocco con l'esterno per Fortino, arriva l'anticipo di Maxi Rescia che apre per Murillo Schiocchè. Fortino va ad allontanare il pallone dalle parti di Lopez. Solita situazione con Lopez che supera la metà campo. Uno sguardo alla porta, la conclusione forte, Ciaralli, pallone rimane buono, Avellino arriva di testa, poi Riccardinho da terra, in qualche modo Michel mette un po' di ordine. Osico che se ne va con una bella giocata, apre per Tuli, dentro da Osico, grande combinazione sull'asse Osico-Tuli, meraviglia della L84 che a 1 minuto e 26 secondi torna in partita con il gol di Osico, ma ha fatto tutto molto bene. Grande giocata in banda di Osico e grandissimo anche il pallone di ritorno di Tuli, davvero tutto molto bello. Gol della L84, 3-1 in un bellissimo primo tempo. Intanto proteste di Osico che si prende il cartellino giallo. Secondo ammonito della L84 dopo Liberti. Avellino, Fortino, pronto a tornare Isgro al posto di Michel, fuori il numero 11, torna il numero 7 giallo-rosso e Roma che riparte con questo pallone dentro per Isgro, ben contenuto stavolta da Liberti. Lopez con le mani, Liberti. Tuli, Rescia va a portare il pallone, Maximiliano Rescia. Tuli cerca la giocata, Fortino lo chiude in rimessa laterale, momento della partita in cui la L84 dopo il gol vuole continuare a premere per provare ad accorciare magari già prima della fine del primo tempo. Liberti, brutto passaggio, intercetta Cutruneo che apre per Isgro. Arriva l'anticipo secco di Tuli che prova anche a spingere la transizione, buona protezione del pallone da parte di Tuli che poi prova anche ad imbucare dentro e poi Tuli sbaglia il suggerimento. Osico si scusa con il suo compagno di squadra, si era firmato il numero 10 della L84. Fortino, ci stiamo avvicinando alla fine del primo tempo, 30 secondi da giocare. Fortino, Cutruneo, Isgro prova ad imbucare ancora dentro per Cutruneo, buca qui l'anticipo Lopez e deve metterci una pezza Tuli che fa una grandissima giocata difensiva, ma stava per combinare una frittata Lopez. Avellino, Scodella, Fortino prova a coordinarsi al volo, si dispera Rodolfo Fortino. Ultimi 18 secondi di questo primo tempo. Abbiamo visto già 4 gol, tante occasioni, ci stiamo sicuramente divertendo al Palamalfatti. Liberti prova l'imbucata, Avellino per un attimo, ultimi 5 secondi di primo tempo, Liberti alza, Van der Salas prova ad arrivare,
prima di lui Ciaralli. Salas che ha colpito anche con una spallata Ciaralli, dato subito a difenderlo Isgro. 3 secondi, vediamo se la L84 riuscirà a creare qualcosa. Osico, Scodella per la conclusione al volo di Maxi Rescia, che aveva trovato un gol clamoroso, ma ancora una volta in frazione di 4 secondi fischiata la L84. Aveva trovato un gol pazzesco Maxi Rescia. Finisce qui il primo tempo al Palamo Alfatti di Rieti, ci siamo divertiti, 4 gol, 3-1 il vantaggio della Roma, con la L84 però che sul finire del primo tempo è decisamente cresciuta. E poi qui un po' di storie tese tra Osico e Isgro, adesso provano a spiegarsi i due, un po' di tensione all'interno del parquet al Palamo Alfatti. Adesso Isgro si allontana, viene un po' calmato anche da Salas, arriva Cutruneo a dire anche qualcosa alla panchina della L84. Si spiegano adesso Isgro e Osico, rimane però un po' di tensione con Salas e Fionchetti che vanno a calmare il numero 7 della Roma in archivio. I primi 20 al Palamo Alfatti di Rieti, Roma avanti 3-1 sulla L84. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco per raccontarvi il secondo tempo.
Bentornati dal Palamo Alfatti, manca poco all'inizio del secondo tempo della sfida tra Roma e L84, 23esima giornata della Serie A Quinto. Dopo i primi 20 minuti la Roma è avanti 3-1, una prima parte di primo tempo tutta di marca giallorossa con il gol di Lucio Avellino, poi la doppietta in 19 secondi di Rodolfo Fortino che poteva quasi dare un colpo importante alla L84, che invece si è messa a giocare, ha costruito, è andata 2 volte vicino al gol e poi l'ha trovato con una splendida azione sull'asse Osico-Tuli e poi di nuovo Osico per il 3-1 appunto maturato dopo i primi 20 minuti. Uno sguardo agli starting five di questo secondo tempo: Avellino, Fortino, Cutruneo, Isgro e Fionchetti per la Roma, Toli, Murilo Scoché, Maxi Rescia, Osico e Lopez per la L84. Prova ad incoraggiare i suoi dalla panchina Diego Rios. Sarà l'L84 a gestire il primo possesso del secondo tempo. C'è Tulli sul punto di battuta. Fischio degli arbitri, si parte. Inizia il secondo tempo di Roma L84. Lopez, classica uscita, palla al piede. Porta il pallone, imbuca dentro, lo fa male però per Maxi Rescia, che ringrazia comunque il suo portiere. Sarà rimessa laterale, la prima di questo secondo tempo in favore della Roma. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, potete seguire la diretta, mettere il vostro like e commentare anche per eventuali domande e curiosità. Isgro porta il pallone, prova ad aprire per Rodolfo Fortino, troppo lungo il suggerimento di Isgro e dunque si ripartirà con una rimessa laterale in favore della L84. I primi 30 secondi del secondo tempo sono andati in archivio qui al Palamo Alfatti. Osico apre per Lopez che porta il pallone, cerca una linea di passaggio e torna da Osico. Si fa vedere in mezzo al campo Tuli, buona la sterzata ma buono anche il raddoppio vincente di Cutruneo. E poi Isgro cerca di far carambolare, ci riesce, il pallone addosso a Murilo Schiocché. Intelligente qui Isgro che si guadagna la rimessa laterale, l'anticipo di testa di Maxi Rescia, Avellino dentro da Fortino con i tempi giusti, l'uscita di Lopez a murare la conclusione di Fortino. Avellino, Isgro prova a puntare in 1 contro 1 su Murilo Schiocché, si ferma, poi preferisce ragionare, trova una linea di passaggio su Avellino, dentro da Cutruneo, quasi tamponato da Osico, non c'è fallo, si continua a giocare. Schiocché prova ad indirizzare sul secondo palo Avellino, gran tocco ad aprire il campo ad Isgro che qui tocca un po' con la coscia, un po' con il braccio. Punito il tocco di Isgro e si ripartirà con un calcio di punizione, non una rimessa laterale in favore della L84. Primo fallo di squadra per la Roma in questo secondo tempo, sempre 3-1 al Palamo Alfatti. Osico dentro da Liberti che calcia, conclusione deviata, non si fida Fionchetti che si tuffa e l'allunga in calcio d'angolo. Toli, Scodella, Rescia al volo, Avellino in scivolata. Si è immolato qui Lucio Avellino. Osico la lascia lì per Maxi Rescia, riconquista la Roma, gran pallone di Avellino per Cutruneo, il controllo a seguire Cutruneo e poi il palo. E anche qui Cutruneo a protestare per un tocco con il braccio di Tuli. Gli arbitri invitano Rodolfo Fortino a calmarsi, facendo 2 Rodolfo Fortino, è il secondo episodio per un tocco di braccio di un giocatore della L84. Qui andiamo a rivedere il pallone geniale per Cutruneo che ha saltato Lopez e poi sì con il braccio, anche qui Tuli onestamente
Questo era un calcio di rigore per la Roma. Fortino, spalle alla porta, prova con il tacco, Liberty allontana, colpisce Tuli, Sgro per un attimo. Rimessa dal fondo per le mani di Lopez, ma in apertura di secondo tempo la Roma ha avuto un'altra grande occasione con Cutruneo che ha colpito il palo. Poi Roma che ha protestato per un tocco con il braccio di Tuli. Osico, Liberty cerca la giocata su Fortino che lo chiude in rimessa laterale. Si prepara a tornare Julio de Oliveira per Diego Rios sulla panchina dell'L84. Lopez di prima per Osico che apre per Fortini, porta il pallone, tocca per Liberty, uno dei reduci dalla spedizione azzurra, Lubiana, grande giocata di Fortini, Fionchetti per un attimo e poi Rescia non riesce a girarla in porta, ma bella giocata in banda qui di Fortini a mettere un po' di paura a Roma. Cutruneo, altro taglio centrale, poi aveva fatto tutto bene Ivan Cutruneo che ha aperto malissimo il piattone sinistro, ma sta facendo male questa soluzione all'L84 con la Roma che si appoggia su Fortino, che si apre e poi imbuca per i tagli centrali dei suoi compagni di squadra. Fortino qui col tacco per Avellino che finisce a terra sulla pressione di Julio de Oliveira. Rimane molto aperta, molto bella la partita al Pala Malfatti e poi Liberty deve spazzare in rimessa laterale, qui ancora a terra Lucio Avellino che si tocca il polso sinistro, forse si è fatto male cadendo e c'è bisogno dell'ingresso in campo dello staff medico della Roma. Di Eugenio a portare il pallone, il buono il break di Alessio Di Eugenio che era quasi chiuso sulla linea laterale, ha provato a calciare con il sinistro, pallone lontano dal bersaglio. Liberty, Fortini scambia con Siqueira, Fortini dentro, Michele intercetta e prova a spingere in 1 contro 1 proprio su Fortini, scivola Michele, non c'è fallo, 3 contro 3 che si sviluppa per la L84, un paio di finte di Fortini, muro giallo-rosso di fronte a lui. Liberty si sposta il pallone sul sinistro e calcia, non era male questa giocata di Francesco Liberty che però non ha centrato lo specchio della porta. Michel apre per Riccardinho che cerca la giocata su Liberty, se ne va Riccardinho, finisce a terra, non c'è fallo, rimessa laterale L84, problema la caviglia sinistra per Riccardinho che aveva reclamato per un fallo. Fortini all'indietro, pallone poi alzato da Liberty che però colpisce il soffitto del Pala Malfatti. Rimessa laterale Roma, 16 minuti 27 secondi, Roma 3 L84 1. Avellino scodella, Michel prova a coordinarsi ma era complicatissimo sulla scodellata di Lucio Avellino. Liberty rischia tantissimo sulla pressione di Biscossi, riesce a trovare De Oliveira. Fortini prova l'1 contro 1, è lui l'ultimo a toccare ma arriva forte la pressione di Riccardinho, è bravo a rimontarlo però Fortini. Siqueira, Liberty ancora per Siqueira che alza la testa, riesce a trovare sempre Liberty che converge sul sinistro. Buono il taglio in diagonale per Siqueira, buona anche la chiusura di Riccardinho in rimessa laterale, prova a dare pressione in attacco la L84, è pronto a tornare Murilo Schiocchè per Diego Rios. Fortini dentro, Michele in anticipo, Riccardinho a portare il pallone, ad aprire per Michele che controlla, prova ad andare sul secondo palo. Lopez ha toccato il pallone quando era già terminato oltre la linea di fondo. Liberty, Siqueira,
porta il pallone Siqueira, costretto a spedirlo in avanti sul petto di Lucio Avellino praticamente, che calcia. Conclusione Murata e De Oliveira prova a mettere un po' di ordine nella gestione palla della L84. Va ancora De Oliveira, anche in questo caso però letteralmente circondato da giocatori della Roma. Occhio che Siqueira un po' di campo, prova a calciare, arriva Biscossi, arriva anche Osico in copertura che si appoggia all'indietro su Lopez, che prova ad andare forte dalla parte opposta del campo. Saranno le mani di Fionchetti a far ripartire la Roma. Infuriato David Patrizi, preparatore dei portieri giallorosso, con Fionchetti voleva una ripresa del gioco più veloce. Qui Isgro di spalla, pulito su De Oliveira, la giocata ancora di Isgro, alla fine arriva Liberti che lo chiude e sarà calcio d'angolo per la Roma. Intanto gli arbitri che vanno ad ammonire un membro della panchina della L84. Per quanto riguarda i giocatori, sono due gli ammoniti entrambi dell'L84, si tratta di Liberti e di Osico, entrambi gialli arrivati nel corso del primo tempo. E Roma che potrà battere questo corner con Lucio Avellino dentro da Riccardinho, che si era liberato all'interno dell'area di rigore. Si dispera il giocatore numero 14 della Roma. Osico scambia con Siqueira, chiama il movimento da parte di Murilo Schiocchè, poi apre per Lopez che va dentro da Murilo, è bravo a girarla di prima per aprire il campo a Osico, dentro da Lucas Siqueira che rientra sul destro, calcia ben contenuto Ciaralli, nel frattempo tornato al posto di Fionchetti tra i pali della Roma. Avellino dentro, non c'è fallo, anzi sì, su Cutruneo, spinto alle spalle da Lucas Siqueira. C'è Marco che ci chiede dell'assenza di Cuzzolino, out per problemi fisici, il giocatore della L84. Come vi abbiamo ricordato nel corso del primo tempo, cercheremo di rispondere anche a eventuali domande, eventuali curiosità, e tra poco vi chiederemo anche di iniziare a pensare e scegliere all'MVP di questa partita. Manca ancora un'eternità qui al Paolo Malfatti e rimane comunque tutto aperto. Lopez calcia, Fortino intercetta. È chiaro che l'L84 si prende un rischio su queste uscite, palla al piede di Lopez, ma è una soluzione di gioco che abbiamo visto tante volte nel corso di questa partita. Osico, Lopez in avanti, Tuli non può arrivare. Ciaralli va da Fortino che la gira di testa quasi da centravanti, comoda la parata di Lopez che riesce a trovare Murilo. Bel lancio stavolta di Lopez, preciso sui piedi di Murilo Schiocchè. Occhio qui a Osico che calcia sul primo palo, attento Ciaralli. E ecco ancora una volta Lopez ad uscire, palla al piede, apre bene per Murilo Schiocchè che prova ad imbucare dentro, gran chiusura di Cutruneo e corner per la L84. Schiocchè prova ad andare dentro a metà strada, però tra Toli e Maxi Rescia si dispera Murilo Schiocchè, si era aperto Osico che reclamava il pallone per un'eventuale conclusione al volo. 13 minuti 33 secondi. Isgro cerca la giocata, Murillo lo chiude, arriva Di Eugenio, rimessa laterale per la L84, buona giocata difensiva qui di Murilo Schiocchè. Rescia apre per Osico, Murillo alza questo pallone, arriva di testa Fortino. L'84 rimane in possesso, qui conclusione di Murilo Schiocchè che chiedeva una deviazione
non ravvisata però dagli arbitri. Occhio a Isgro che vuole battere di testa Lopez. Ci ha provato qui Antonino Isgro. La parata di Lopez che è stato bravo a recuperare la sua posizione indietreggiando e con la mano aperta allungato in calcio d'angolo. Preciso il lancio di Ciaralli. Non era male neanche il tocco di testa di Antonino Isgro. Pallone scodellato per Rodolfo Fortino che si è coordinato splendidamente, quasi di controbalzo qui Rodolfo Fortino. Occhio qui che Tuli si dimentica il pallone. Lopez è decisivo su Isgro. Pasticcio di Tuli, occasionissima per la Roma. Fortino calcia, trova i piedi di Maxi Rescia e la rimessa laterale. Roma che rimane in zona d'attacco, corre il cronometro, 12:46 da giocare in questa partita, sempre 3-1 per la Roma, tutti i gol arrivati nel primo tempo. Isgro porta il pallone, un paio di finte, la conclusione. Tuli stavolta è molto bravo nella giocata difensiva, prova anche a far correre Maxi Rescia. Isgro lotta, alla fine è Osico ad arrivare sul pallone, ad offrirlo a Maxi Rescia, di ritorno per Osico che si appoggia su Tuli. Grande giocata della L84, stavolta è Osico a servire Tuli per il gol del 3-2. Grandissima giocata. A 12 minuti e 27 secondi dalla fine accorcia la L84 con il gol di Tuli. Grande rimorchio del numero 6 che apre il piattone, batte Ciaralli. E torna un solo gol di distanza adesso alla squadra allenata da Diego Rios. Occhio qui al rischio che si prende la Roma. Liberti prova a calciare, la deviazione credo di Salas che si è trovato involontariamente sulla traiettoria della conclusione di Liberti. Fuori Cutruneo, torna Ricardinho. Ciaralli in avanti da Fortino, anticipato da Maxi Rescia. Salas riesce a difendere in qualche modo il pallone, si appoggia all'indietro su Maximiliano Rescia. Ricardinho di testa in anticipo su Salas. Michel porta il pallone, lo offre a Rodolfo Fortino che prova a girarlo di prima ma lo fa spedendolo direttamente in rimessa laterale. 3-2, tutto apertissimo e non siamo neanche alla metà di questo secondo tempo. Si rimane in quella zona di campo con la rimessa laterale per la L84. Liberti si appoggia indietro su Maxi Rescia. Si è aperto Lopez che riceve in questo momento da Rescia e torna proprio dal numero 5. Occhio al pallone imbucato dentro per De Oliveira, riconquista la Roma, finisce a terra Fortino, tamponato da Julio De Oliveira. È il secondo fallo di squadra per la L84 con Lucio Avellino che reclamava un cartellino giallo per De Oliveira. Gli arbitri invitano alla calma il numero 18 della Roma. Avellino, Ricardinho, pressato da Salas, arriva Michel, ma ancora Salas, Ciaralli per un attimo e poi Avellino a spazzare l'impressione però è che dopo il gol del 3-2 anche un po' l'inerzia psicologica della partita sia cambiata. Rescia al volo sul secondo palo, Michel per un attimo, Salas, Rescia calcia, nessuno però sul secondo palo a raccogliere l'invito di Maxi Rescia che adesso lascia sfilare il pallone e favorisce la presa di Lopez. Salas, Liberti, Van der Salas, Julio De Oliveira si appoggia ancora sul numero 20, prova a salire la linea di pressione della Roma con Ricardinho che tocca il pallone oltre la linea di fondo. Lopez in avanti, bello il duello tra Lucio Avellino e Julio De Oliveira.
Biscossi prova ad indirizzare sul secondo palo per Avellino, che è lì a raccogliere il cioccolatino di Matteo Biscossi. 10 minuti 43 secondi, contropiede della Roma, assistenza di Biscossi, tap-in di Lucio Avellino per il 4-2. Bella giocata della Roma, 4-2, nel momento in cui la L84 sembrava aver trovato spirito inerzia. È arrivata la giocata sull'asse Biscossi-Avellino, 4-2, ma una partita ancora lontanissima dall'essere finita. Occhio qui a Michele che sprinta tutto campo, calcia in diagonale, bella giocata di Michele. E se il gol del 3-2 aveva dato inerzia alla L84, vediamo cosa accadrà dopo il 4-2 della Roma. Una altalena di stati d'animo e di emozioni. Occhio che Fortini a campo, arriva Ricardinho in chiusura, 2 contro 0 per la Roma, con Ricardinho che tocca per Biscossi che colpisce il palo, ma poi arriva il tap-in di Ricardinho, ancora 1-2 clamoroso della Roma che trova il gol del 5-2 con Ricardinho. Ma brutta palla persa dalla L84 che ha aperto il campo alla Roma. Ricardinho, Biscossi, il palo e poi il tap-in di Ricardinho. Come possono cambiare le partite nel giro di una manciata di secondi? Dopo il 3-2 la L84 sembrava aver preso l'inerzia, ma ancora una volta in praticamente 20 secondi la Roma a colpire 2 volte e a riportarsi a +3 quando mancano solamente 10 secondi alla metà di questo secondo tempo. - 5-2 Roma. Nello sport più pazzo del mondo. E attenzione perché Diego Rios si gioca subito la carta del portiere di movimento con Francesco Liberti. (5-2 per la Roma). Dunque abbiamo detto, quando mancano 10 secondi alla metà di questo secondo tempo, portiere di movimento L84. Liberti, Osico. Adesso con l'uomo in più la L84, pallone dentro, buona chiusura in scivolata di Cutruneo. L84 che attacca con il power play. Osico, Murillo a chiamare la giocata su questo giro palla della L84. Osico apre per Julio de Oliveira, ancora Osico. Tuli torna dal numero 10 che apre per Liberti, che apre per Murillo, pallone imbucato dentro, arriva Avellino e Liberti ad intercettare la conclusione di Lucio Avellino, che ancora una volta reclamava un tocco con il braccio. Arbitri che hanno il loro bel da fare per sedare le proteste sulla panchina della Roma. Arriva un altro cartellino giallo. Anche qui grandi proteste della Roma, con gli arbitri che hanno lasciato correre. Raguso alza il pallone, bene per Osico, che però sbaglia il controllo a seguire col petto. Ringrazia comunque il suo compagno di squadra.
iniziate a pensare e a suggerirci l'MVP di questa partita. Cutruneo, Isgro difende il pallone, prova la suolata, ma di fatto solo per alleggerire la pressione che si era alzata in maniera forte della L84, che con il possesso rimette nella mischia anche il portiere di movimento. Tuli, Osico, ancora per Suleiman Tuli. Giro palla della L84 che ha 3 gol da recuperare la Roma qui al Pala Malfatti di Rieti. Tuli, Osico e ancora Tuli. Muove velocemente il pallone la L84, ma la Roma si muove altrettanto bene in difesa a chiudere le linee di passaggio. Murillo calcia forte sul secondo palo. Non era male questa soluzione per il mancino di Murillo Schiocchè. Sta interpretando bene questa situazione di gioco l'L84, che però in precedenza ha anche rischiato di capitolare nuovamente con Liberti, che ha salvato sulla conclusione di Lucio Avellino. Fionchetti lungo, Biscossi controlla, prova a tenere vivo il pallone. C'è Giada che ci suggerisce Cutruneo come MVP di questa partita. Giocato sicuramente una gara importante, il prodotto del settore giovanile della Roma. Avellino lungo, abbatte Maxi Rescia, rimessa laterale per la Roma. Avellino in avanti, di testa Lucas Siqueira, lascia correre il pallone Lucio Avellino. Fionchetti prova ad andare lungo, non trova però Matteo Biscossi. Lopez riesce a trovare Murillo Schiocchè, che cerca un controllo non facilissimo con il destro. Arriva De Oliveira che cerca la giocata, riesce ad aprire per Osico. Se ne va Osico che calcia forte col sinistro. Classica giocata di Osico. Si cerca di recuperare il pallone dietro i tabelloni pubblicitari. Ci riesce in questo momento la Roma con Fionchetti che tocca corto per Avellino. Profondo a cercare il movimento di Matteo Biscossi, che protegge e torna da Lucio Avellino. Riccardinho, Avellino, Riccardinho forse spinto alle spalle da Osico, che invita il suo avversario a rialzarsi. Non fischiano gli arbitri, cambi Roma, portiere di movimento L84, e il copione verosimilmente fino alla fine della partita sarà questo. Osico, Tuli, Murillo Schiocchè, ancora per Tuli, il velo di De Oliveira. Tuli apre per Liberti, Osico di tocco, De Oliveira, Fionchetti e poi ancora Osico a ripulire il pallone. Tuli apre, Schiocchè riesce a controllare e a tenerlo in campo. Liberti, la sterzata, il pallone ancora per Tuli, quasi da playmaker il giocatore della L84. Qui lo scambio con De Oliveira, ancora Tuli, controllo e apertura per Liberti, sempre Tuli e sempre L84 in possesso. Qui calcia forte sul secondo palo Osico. Di Eugenio riesce a salvare, ma rischia anche di mettere nella porta sbagliata il pallone. Sospiro di sollievo sulla panchina della Roma e corner L84. De Oliveira si appoggia all'indietro su Tuli. Liberti, Tuli, il velo di De Oliveira. Osico ancora per Tuli, apre il campo Julio De Oliveira. Tuli, De Oliveira, controllo destro, arriva Cutruneo che prova a calciare con il pallone che si perde oltre la linea di fondo. C'è stata una deviazione secondo gli arbitri e sarà calcio d'angolo per la Roma. Andiamo a rivedere, forse il tocco di De Oliveira, non chiarissimo da queste immagini. Gli arbitri però hanno visto un corner per la Roma. 6 minuti 34 secondi. Isgro apre il campo per Riccardinho che prova ad andarsene su Siqueira, che è bravo a chiuderlo e a guadagnare
la rimessa laterale, allora fuori Lopez, torna Liberti da portiere di movimento. È chiaro che l'assenza di Cuzzolino anche su queste situazioni di gioco col portiere di movimento pesa per la L84. Giocatore di enorme esperienza, Leandro Cuzzolino. Tuli scambia con Schiocché. De Oliveira, Tuli apre di prima per Osico che non guarda la porta e preferisce passare ancora per i piedi di Tuli. De Oliveira cambia lato, Isgro allontana. Siete un po' divisi sull'MVP di questa partita. Alpa ci segnala Avellino come probabile MVP, Lore invece dà il suo voto a Murillo. Tuli, Liberti difende il pallone, Murillo in qualche modo si è presa un piccolo rischio qui la L84, la conclusione di Osico sul rimpallo, il primo ad arrivare è Tuli. Osico apre, pallone imbucato dentro, Tuli ancora, Osico, De Oliveira controlla, calcia Fionchetti, è bravo a dire di no a De Oliveira. Adesso prova ad alzare la pressione col portiere di movimento, la L84, ma il cronometro al Palamalfatti corre e stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti. De Oliveira, Osico a portare il pallone, ancora dentro per De Oliveira, di prima per Tuli che non se la sente di andare a calciare, lo fa adesso De Oliveira, ma si chiude la Roma, ancora Tuli a gestire il possesso, attacca a testa bassa la squadra di Diego Rios che vuole provare ad evitare quantomeno la sconfitta e arrivare al pareggio. Occhio al pallone imbucato dentro da Osico per Murillo. Arriva il time out chiamato da Fabrizio Reali sulla panchina della Roma. 4 minuti 47 secondi, Roma avanti 5-2, ma la L84 attacca col portiere di movimento. Fischio degli arbitri a sancire la fine del time out. Sarà possesso Roma che riparte con Fionchetti, Marcelo, Riccardinho, Isgro e Matteo Biscossi. Ci sono invece Siqueira, Rescia, Raguso, Tuli e Lopez in porta per la L84. Stiamo negli ultimi 5 minuti di partita. Colpo di testa di Siqueira, arriva il fallo da parte di Matteo Biscossi. Secondo fallo di squadra per la Roma, ne ha commessi 3 la L84, direi entrambe le squadre lontane dal bonus, anche perché con il portiere di movimento comunque è più difficile vedere falli sul terreno di gioco. Osico porta il pallone, Liberti, Schiocché sul secondo palo, non riesce ad arrivare De Oliveira. Vediamo se c'è stata una deviazione. Sì, secondo gli arbitri, rimessa laterale già battuta dalla L84 e Liberti si affretta a tornare in campo da portiere di movimento. Osico, Liberti, non può andare alla conclusione, passa per i piedi di Osico. Tuli, De Oliveira, ancora per Osico, pallone aperto per Tuli, Osico, Murillo, Schiocché, Liberti e di nuovo Osico. Giro palla dell'L84, De Oliveira calcia, Fionchetti è bravo sul primo palo a dire di no a Olio De Oliveira. Ultimi 4 minuti di partita, sempre 3 gol di vantaggio per la Roma sulla L84. De Oliveira tocca all'indietro per Tuli che porta il pallone
scambia con Liberti, poi De Oliveira quasi involontariamente sulla linea di passaggio, ma in qualche modo la L84 riesce a tenere vivo il possesso. Tuli, Liberti dentro per Tuli, anzi era Murillo con l'imbucata per Tuli, era molto forte il pallone servitogli da Murillo e Tuli non è riuscito a coordinarsi, e poi Roma che con Fionchetti qui butta via il pallone e concede un altro possesso col portiere di movimento all'L84, ma il cronometro corre e il punteggio non si muove. Roma 5, L84 2. Murillo, Tuli, la gira di prima e possesso ancora per la L84. De Oliveira transita per i piedi di Murillo Schiocchè, pallone scodellato all'indietro. Osico deve sprintare ma tornare all'interno della sua metà campo e il cronometro corre e adesso è il peggior nemico dei ragazzi di Diego Rios. De Oliveira prova a calciare, viene murato, arriva Murillo e ancora Avellino a chiudere, rimessa laterale, ad esultare come se avesse segnato un gol Lucio Avellino, che anche stasera ha giocato una partita da colonna veramente della Roma. Poi gesto di fair play con Murillo Schiocchè, un gigante in queste letture e chiusure difensive, Lucio Avellino. Liberti se ne va, calcia Fionchetti, Osico, Tuli, ancora Osico, 1 contro 1, riesce a trovare De Oliveira che imbuca dentro, Fionchetti riconquista, prova anche a calciare, non un granché, diciamo così, la conclusione di Fionchetti che colpisce il soffitto nel Palamo Alfatti e concede una rimessa laterale alla L84, ma siamo per entrare negli ultimi 120 secondi di questa partita e la L84 ha sempre bisogno di almeno 3 gol per trovare il pareggio ed evitare la sconfitta qui alla Palamo Alfatti di Rieti contro la Roma. Osico porta il pallone, calcia col sinistro, Riccardinho lo mura, Osico scambia con Tuli, poi apre per Murillo, De Oliveira, controllo e scarico su Tuli, ancora Osico a portare il pallone, prova ad aprire per Liberti che deve sprintare all'indietro sulla pressione di Avellino che induce Liberti a spazzare il pallone in rimessa laterale, poi uno stremato Avellino chiama il cambio, possesso Roma. Riccardinho, Isgro difende e offre a Riccardinho, di ritorno per Isgro che prova la giocata in banda e ottiene il massimo da quella situazione, ovvero un corner che sarà in favore della Roma. Marcelo dentro, pallone respinto e Fionchetti è bravo a lasciarlo sfilare oltre la linea di fondo. 1:18, adesso la missione è praticamente impossibile per la L84, anche se abbiamo visto rimonte anche più clamorose nei tanti anni in cui ormai ci troviamo a commentare questo sport assolutamente meraviglioso. De Oliveira, Tuli, adesso la Roma sale con la pressione per evitare il portiere di movimento della L84, è una pressione fruttuosa perché la Roma guadagna la rimessa. 1:04. Cutruneo
Marcelo prova ad andare dentro da Biscossi, il mittente c'è, il destinatario no, rimessa laterale L84. Un minuto alla fine di questa partita al Pala Malfatti, e sempre 3 gol da recuperare per la L84. Liberty, Tuli, pallone aperto per Osico, prova la conclusione forte sul secondo palo Osico, e iniziano a tramontare le speranze dei ragazzi di Diego Rios. Fionchetti prova ad andare lungo da Rodolfo Fortino, anticipato da Siqueira. Avellino qui rischia la giocata ma vince il rimpallo, apre per Isgro, buona chiusura ancora di Siqueira, poi Avellino di tocco per Rodolfo Fortino che torna da Lucio Avellino che cerca la giocata di Oliveira in chiusura, buon disimpegno della L84 De Oliveira, scodella questo pallone Fortino, intelligente di testa a tornare indietro da Fionchetti, e stanno per scorrere i titoli di coda qui al Pala Malfatti. Ultimi 15 secondi di partita con Avellino che apre per Rodolfo Fortino che si appoggia all'indietro, Cutuneo di tocco per Avellino che cerca la giocata. L'84 riconquista, ma arriva in questo momento la sirena conclusiva, vince la Roma, batte 5-2 la L84 al Pala Malfatti di Rieti. Una bella partita molto divertente, rotta da 2 gol in rapida successione sia nel primo tempo che nel secondo tempo da parte della Roma. 5-2 il punteggio finale dal Pala Malfatti, con la Roma che prova a risalire ancora la classifica, consolida il suo piazzamento playoff. Grazie davvero per essere stati in nostra compagnia. Il saluto e l'augurio di un buon proseguimento di serata da Mattia Esposito e dal Pala Malfatti di Rieti.